Nuova mala del Brenta, 32 arresti nel blitz notturno dei carabinieri. I titoli dei quotidiani locali di oggi sono tutti dedicati a questa notizia. Le prime pagine della Nuova Venezia, del Gazzettino, del Corriere del Veneto, di tutti i quotidiani veneti appunto, parlano dell'operazione dei carabinieri volta a sgominare la banda dei mestrini che aveva cercato di uccidere Felice Maniero, il capo della vecchia Mala del Brenta. Io sono Jack Calcetto, questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Dal lunedì al venerdì la rassegna della stampa con tutte le notizie che ci riguardano. Il sabato una puntata speciale con le voci e gli approfondimenti sul nostro territorio. Per la prima notizia di oggi, e quindi gli arresti avvenuti nella notte scorsa nell'ambito di una maxi operazione a Venezia, parliamo della nuova Mala del Brenta, ricordando che la Mala del Brenta, quella di Felice Maniero, fu una mafia veneta, a dire il vero, la prima e unica organizzazione mafiosa nata a nord. Vale la pena ricordarlo. 40 anni dopo, appunto, l'altra notte, l'operazione dei carabinieri che ha portato ai 32 arresti. E allora leggiamo una carrellata di titoli dai quotidiani locali di oggi, a partire dalla Nuova Venezia. Spaccio estorsioni, uccidere Maniero, cancellata la nuova, tra virgolette, Mala del Brenta. Il vecchio gruppo dei mestrini con a capo Boatto aveva ripreso il controllo del Tronchetto a Venezia, è tornato tutto come prima. Gli indagati svegliati nella notte, c'è il racconto dell'operazione dei carabinieri, c'è la lista dei nomi delle persone raggiunte da misure cautelari, sequestrate armi, droga, beni per 1 milione. Il procuratore di Venezia parla di associazione criminale con radici antiche, per la prima volta ha sottolineato il ruolo cardine delle donne. E c'è l'appello dell'Arma dei Carabinieri: chi è stato vittima del gruppo venga a denunciare. L'Arma provinciale e il reparto speciale tra le forze in campo. Poi abbiamo gli scenari, quindi pizzo e minacce per piegare le aziende, ovviamente. Il Tronchetto, l'isola del denaro sporco. Da più di 35 anni il gruppo mestrino teneva in scacco gli operatori del settore grazie all'attività degli intromettitori. Loris Trabuio studiava da boss. Insomma, abbiamo il racconto dei profili, diciamo, dei protagonisti di questo sodalizio criminale. C'è un commento di Gianfranco Bettin, presidente della municipalità di Marghera: non sono fantasmi del passato, è business affaristico criminale del turismo a Venezia. La vecchia tigre della Mala è pur sempre una tigre e fa paura, ma soprattutto è la conferma della decennale illegalità al Tronchetto, cioè l'associazione criminale, in questo caso questa nuova Mala del Brenta, è la spia di un'illegalità più diffusa. C'è il plauso delle istituzioni, ovviamente, che dicono ora si vive più sereni, il presidente della regione Luca Zaia, il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Inca, eccetera. Ci sono poi, insomma, il racconto di tutta una serie di risvolti e sottotrame di questa vicenda, e il racconto dei personaggi anche dell'operazione Papillon, così si chiama l'operazione delle forze dell'ordine che ha portato a 32 arresti. Anche la prima pagina del Corriere del Veneto è dedicata, come abbiamo detto, alla Mala del Brenta. Torna la Mala, retata nella notte, blitz sventa la ricostituzione della banda, 39 arresti, volevano uccidere Maniero, quindi il vecchio capo. 10 anni dopo, i vecchi boss usciti dal carcere, la famiglia Mestrina, le mire sul traffico turistico della laguna. E di nuovo fermata la vecchia Mala, gestiva il traffico di droga e puntava al turismo, decise 39 misure cautelari. Molti i reati di tipo mafioso, leggiamo qui sul Corriere del Veneto. E proprio su questo aspetto dei reati di tipo mafioso si interroga in modo un po' più approfondito il Gazzettino di oggi, che di nuovo titola Mala del Brenta, il ritorno. La vecchia Mala del Brenta stava rinascendo a Venezia, così nelle pagine interne, ma soprattutto c'è questo pezzo firmato da Roberta Brunetti,
a pagina 2 del Gazzettino di oggi, che titola così: "È mafia o metodo mafioso? La differenza pesa sulle pene". E brevemente leggiamo: non un'associazione a delinquere di stampo mafioso, ma solo, tra virgolette, con l'aggravante del metodo mafioso. La procura e la direzione distrettuale antimafia avevano chiesto che fosse riconosciuta la prima e più grave fattispecie per la nuova banda nata attorno agli ex componenti della Mala del Brenta, però attenzione, il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto che non ci fossero prove sufficienti per questa accusa, optando appunto per l'aggravante. Una diversa valutazione che ieri è stata peraltro sottolineata dal procuratore della Repubblica Bruno Cerchi di Venezia. L'ordinanza del GIP riconosce la pericolosità del gruppo, ma ritiene che sia riconducibile ad un'associazione che usa metodi mafiosi più che a un controllo totale del territorio. Su questo aspetto comunque faremo degli approfondimenti. Insomma, potrebbe anche esserci un ricorso della procura che vorrebbe vedersi riconoscere l'associazione di stampo mafioso. C'è dibattito tra queste due diverse interpretazioni della, diciamo, gravità di questo sodalizio criminale. Questo per quanto riguarda appunto i 39 arresti avvenuti nella notte dell'altro ieri e che hanno, diciamo, portato a sgominare il clan che riuniva gli ex della Mala del Brenta, che fu appunto la prima mafia nata al nord. Proseguiamo con le notizie del giorno, con ovviamente il Covid che diciamo continua a occupare buona parte del flusso dell'informazione a tutti i livelli, anche nella stampa locale, e su questo c'è diciamo un aspetto da evidenziare, cioè che sono in crescita i contagi, i ricoveri e anche i vaccini, ma non c'è abbastanza personale. Lo dice proprio il presidente della giunta regionale Luca Zaia, che parla di un plotone di 54.000 sanitari, ma servirebbero rinforzi, cioè è proprio il capo in un certo senso della sanità regionale, visto che appunto la sanità è una competenza delle regioni, a dire che le risorse messe in campo non sono sufficienti per evidentemente dare una risposta efficace all'evolvere della pandemia. Sicuramente che lo dica il responsabile, almeno da un punto di vista politico ovviamente, del sistema sanitario regionale, Luca Zaia, non può che preoccupare. E infatti qual è la conseguenza poi di questo problema negli organici, diciamo, della sanità veneta? Che con l'evolvere della pandemia da coronavirus e con l'alzarsi del rischio sanitario in regione si avvia il taglio delle attività ospedaliere, ovviamente per lasciare spazio a tutte le attività legate al Covid. L'anno scorso la riorganizzazione dei reparti ospedalieri, leggiamo sui quotidiani del gruppo GEDI, con il loro assorbimento quasi totale per la cura del Covid aveva portato alla sospensione di 500.000 prestazioni, di cui solo 200.000 sono state recuperate. Stiamo definendo un provvedimento analogo, dice Zaia, dobbiamo fare tamponi, portare avanti l'attività di contact tracing e la campagna vaccinale, ma la coperta è corta, appunto il personale non è sufficiente. E spiega Zaia che i sanitari che erano arrivati con la gestione commissariale, quindi diciamo per decisioni nazionali, se ne sono andati, abbiamo perso molti specializzandi, eccetera. Le ragioni sono altre. Dobbiamo potenziare il contact tracing, screening e hub vaccinali. Da questo punto di vista ricordo che nei giorni scorsi sono usciti una serie di articoli che spiegano come il tracciamento dei contagi Covid sia sostanzialmente saltato. C'è un'indagine sul lavoro dei medici di famiglia, ridotto del 30% i tempi per i pazienti cronici. Cioè questa indagine, appunto, presentata ieri nel corso di un convegno organizzato dalla Scuola Veneta di Medicina Generale, analizza i dati del 2020 che certificano l'impatto della pandemia sui pazienti cronici veneti, e quindi meno contatti con il medico curante, meno visite ambulatoriali e specialistiche, meno ricoveri e accessi in pronto soccorso, anche un minor consumo di farmaci e meno visite a domicilio per alcune categorie di cronici. La pandemia ha mutato tempi e modalità, ne hanno fatto le spese i vecchi malati, questo è un po' il commento. Proseguiamo e parliamo del bilancio regionale del Veneto, che è in discussione a Palazzo Ferrofini a Venezia, sede del Consiglio regionale appunto.
Molto rapidamente ci viene in aiuto qui un pezzo pubblicato sul Gazzettino e firmato da Alda Vanzan, DEFR Veneto sugli impegni politici, prove di dialogo fra maggioranza e minoranza, questo è il titolo. La manovra è in discussione, in realtà in questo momento il documento di economia e finanza regionale, appunto, la vera trattativa sulla manovra di bilancio 2022 sarà la settimana prossima, quando arriverà in aula il bilancio vero e proprio, la legge di bilancio vera e propria, con anche il collegato. Ma appunto la giornalista Elda Vanzan fa intanto il punto sugli emendamenti al documento di programmazione che nel frattempo sono stati approvati. E quindi abbiamo la proposta di Elena Ostanelli del Veneto, che vogliamo, di lavorare a una strategia di adattamento climatico come già fatto dalla Lombardia, la proposta di Erika Baldina di finanziare le borse di studio universitarie in tempi celeri, così che gli atenei non anticipino più le risorse e possano investire in altri progetti, la proposta di Anna Maria Bigon di affrontare in conferenza Stato-Regioni l'aumento degli accessi alle facoltà di medicina per affrontare l'emergenza del personale, di cui tra l'altro abbiamo parlato poco fa, e ancora la richiesta di Andrea Zanoni del PD per un piano pluriennale di edilizia pubblica, bocciato un emendamento invece del portavoce dell'opposizione Arturo Lorenzoni per l'attività didattica dei 7 conservatori musicali del Veneto. Insomma, ci sono poi ovviamente tutta una serie di altri emendamenti in discussione, ma c'è anche una polemica perché proprio ieri è arrivato da parte del Consiglio regionale, nell'ambito della discussione sulla manovra del bilancio, un no molto pesante, cioè il no alla proposta di prevedere un'informativa sui PFAS rivolta ai cittadini del Veneto. E questa notizia è particolarmente rilevante proprio perché ieri a Roma è arrivata la delegazione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, contattato nei mesi scorsi dalle mamme No PFAS e da PFAS Land, perché questa visita per diciamo appurare, perché l'ONU potesse appurare la vasta contaminazione di PFAS e di altre sostanze chimiche in Veneto, e quindi diciamo nel giorno in cui l'ONU arriva in Italia proprio per occuparsi di PFAS e per indagare la questione, il Consiglio regionale del Veneto si esprime contro appunto la proposta di questa informativa ai cittadini. Lo denuncia la consigliera regionale vicentina Cristina Guarda di Europa Verde, che parla tra l'altro di autolesionismo da parte della regione. Sempre parlando di ambiente, è da segnalare che la regione ha dato il via libera al potenziamento dell'inceneritore di Padova. La notizia è sul Gazzettino, nelle pagine di Padova appunto. Il potenziamento dell'inceneritore ottiene il via libera ambientale. Il Comitato Tecnico Regionale ha dato parere favorevole al progetto di potenziamento dell'inceneritore di Padova appunto, che però dovrà rispettare alcune limitazioni. Infatti i tecnici della regione hanno posto alcuni limiti: togliere 25.000 tonnellate allo smaltimento e inoltre nessun arrivo di materiali come proprio i PFAS o rifiuti speciali, e poi sarà previsto il teleriscaldamento per l'ospedale. Ricordiamo che l'impianto sarà destinato a bruciare gli scarti in arrivo da tutta la regione, però saranno solo quelli urbani, pare. Ecco, il commento da parte della maggioranza in consiglio comunale a Padova e dell'assessora all'ambiente e in particolare del PD è questo: passi avanti, ma servono più garanzie, mentre i comitati di cittadini, diciamo, restano contrari, dicono la città non ha bisogno di altre linee, bastano quelle che abbiamo già, e evidenziano appunto che i rifiuti bruciati a Padova non sono soltanto quelli padovani, ma quelli di tutta la regione. È interessante il fatto però che il comune di Padova promuoverà uno studio sanitario sulla popolazione, quindi proprio sulle conseguenze delle emissioni dell'inceneritore qualora venisse potenziato. Ma torniamo in regione, dove appunto oltre alla maratona in consiglio regionale sul bilancio, ricordo sanità, sociale,
diritto allo studio, braccio di ferro a colpi di emendamenti sul bilancio appunto, ma oltre a questo c'è anche la notizia della decisione della giunta regionale in merito al trasporto pubblico locale, e cioè i 32 milioni di euro stanziati per acquistare mezzi di trasporto verdi, autobus a metano, idrogeno o energia elettrica. È una delibera della Giunta regionale del Veneto approvata ieri e riguarda appunto il riparto delle risorse per il rinnovo dei parchi automobilistici adibiti al trasporto pubblico locale. Un'altra notizia che riguarda il Veneto arriva da Matteo Salvini ed è relativa al PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dove sarebbero contenuti 317 milioni di euro destinati al Veneto per scuole e asili. Appunto lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini. Parlando di Matteo Salvini, è proprio di oggi la notizia che la Procura di Verona chiederà l'archiviazione per Luca Morisi. E la notizia sui quotidiani del gruppo Gedi che parla appunto dell'ex spin doctor di proprio Matteo Salvini. Mezzo grammo di cocaina non è sufficiente a processare nessuno per cessione di droga, quindi nemmeno Luca Morisi, l'ex guru social della Lega, finito ad agosto nel tritacarne mediatico per una vicenda di festini a luci rosse e droga, non finirà probabilmente a processo. E poi ci sono tutti i dettagli di questa notizia. Oggi c'è molta politica comunque sui quotidiani locali, c'è, oltre alla polemica enorme interna al centrodestra e quindi con la Lega contro Fratelli d'Italia per il seggio veneto che era di Paolo Saviane, leghista, deceduto. C'è ovviamente da riempire questo seggio, ma il Carroccio non vuole il rodigino Amidei, l'ex sindaco di Loreo, che dopo aver lasciato Forza Italia nel 2017 ha sposato la causa del partito di Giorgia Meloni. La Lega non ci sta e mette in rampa la calabrese Clotilde Minasi appunto per questo seggio che poi è il collegio plurinominale del Veneto 1, cioè Venezia, Belluno, Treviso e Rovigo. Comunque non solo il centrodestra litiga, ma anche il Partito Democratico. La Puppato non ci sta, infatti nei giorni scorsi avevamo sentito, ti avevo parlato della notizia dell'esclusione dell'ex sindaca di Montebelluna dalla corsa per la segreteria veneta del Partito Democratico, e Laura Puppato annuncia il secondo ricorso contro l'esclusione. Chiudiamo con due notizie flash. La prima dal Veneziano, o meglio da Mestre, dove lo scoiattolo rosso è sempre più diffuso. La Nuova Venezia parla infatti di 350 segnalazioni nei parchi cittadini. È il risultato di un progetto di studio e di sensibilizzazione avviato addirittura nel 2018 per studiare il fenomeno nei centri abitati. I piccoli roditori sono stati fotografati nel bosco di Mestre, ma anche nei parchi Piraghetto e Albanese. In qualche caso sono stati avvistati anche in centro, tra Piazza Barche e Piazza Ferretto, e sono veramente molto carini. L'ultima notizia di oggi riguarda l'altopiano di Asiago e la stagione dello sci. Saranno infatti aperti dall'8 di dicembre, giorno della festa dell'Immacolata, gli impianti sciistici sull'altopiano di Asiago. Per oggi è veramente tutto, grazie per avermi ascoltato. Io sono Jack Calcetto, questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Oggi è il primo giorno di dicembre, quindi mercoledì 1 dicembre 2021. Per oggi è davvero tutto, buona giornata.